Qualitativo confronto per 4 anni, sono solo in 5 al via ma di altissimo livello. All'1 Enoch, Enrico Bellei, al 2 Eridamia, Marco Stefani, al 3 Elert Par, Alessandro Gocciadoro, 4 Estasi di No, Carmine Piscuoglio, 5 Hermes Caff, Maurizio Cheli. Macchina inizia a guadagnare velocità, si prepara a liberarli. Enoch è l'ultimo ad arrivare a rete con il numero basso, cerca di lanciarsi meglio possibile Enrico Bellei. E si parte con velocissima Estasi di No che balza al comando scavalcando Enoch, il quale rimane secondo a precedere Eridamia, quindi Elert Par alla retroguardia Hermes Caff. Lungo la prima curva rallenta decisamente il ritmo Carmine Piscuoglio in salchi ad Estasi di No e passa i primi 200 metri in 16,2 addirittura. All'avanguardia Estasi, Enoch secondo, avanti ad Eridamia, poi Elert Par e quindi Hermes Caff. Cerca di ridurre la corsa a uno sprint più breve possibile Carmine Piscuoglio in salchi alla figlia di Nadal Sheba che passa in 33 spaccato i primi 400 metri di corsa. Estasi in vantaggio, Enoch nella sua scia, poi Eridamia, Elert Par e quindi Hermes Caff. 600 che se ne vanno in 49,4. Passaggio davanti alle tribune, la mossa da parte di Elert Par che cerca di risalire, arriva al lato di Enoch, lo copre e si porta su Estasi di No. 800 metri in 1,4,7. Prosegue in vantaggio Estasi di No, Elert Par al suo esterno, poi Enoch, quindi Eridamia alla retroguardia, rimane sempre Hermes Caff quando siamo al completamento dei primi 1000 metri che se ne vanno in 1,20, 15,3 per la curva di destra. Si va ancora piano vista la categoria, con Estasi di No che prova ora ad allungare sotto il pungolo di Elert Par, quindi Eridamia, Enoch in corda, poi sempre Hermes Caff, la retta di là in 14 spaccato, si accelera ora con Estasi di No che cerca di tenere a distanza i rivali, a largo sempre Elert Par, a largo di tutti Eridamia, Enoch che attende l'open stretch all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, un'altra frazione in 14 spaccato, la retta con Estasi di No che l'affronta in vantaggio, Enoch che prova ad andare di dentro, Estasi che è ancora in vantaggio, Estasi di No che viene a vincere facile dopo aver fermato 1 chilometro, 27,4 a chiudere, 1,15,4 il ragguaglio cronometrico, 13,5 per la addirittura d'arrivo. La chiusa siderale di Estasi di No in 41,4. La vittoria per l'allieva di Francesco Alessandrini, che è anche proprietario. In salchi c'è Carmine Piscuoglio, percorso di testa vincente per Estasi di No.